Il via. Intanto un saluto e un ringraziamento per le persone che hanno voluto essere presenti oggi alla conferenza stampa, oltre che un doveroso ringraziamento alle colleghe di Quinta Commissione, la vicepresidente Anna Maria Bigon, Francesca Zottis e Chiara Luisetto, perché con le colleghe abbiamo cercato di approfondire una delle questioni che a nostro giudizio è cruciale, di cui forse la stampa si sta occupando troppo poco, l'opinione pubblica, la Regione in questi mesi. Partiamo da un elemento oggettivo. La violenza contro le donne continua a rappresentare una piaga insopportabile, forse una delle più insopportabili sostanzialmente di tutte le società contemporanee. Rispetto a tutti gli altri delitti contro la persona, la violenza contro le donne è uno dei pochi crimini che continua ad avere indicatori in crescita. E del resto anche la politica internazionale, nazionale, ha posto questa questione, questa grande sfida, come al centro dell'agenda politica internazionale e nazionale. Noi pensiamo che la Regione del Veneto su questo piano debba fare, possa fare di più in generale. Ora, la novità rispetto alla quale abbiamo costruito questa conferenza stampa e costruiremo e costruiamo la nostra attività riguarda un fatto che a nostro giudizio è molto preoccupante, che impatta direttamente sulla struttura territoriale dei soggetti che offrono tutela, protezione, supporto alle donne vittime di violenza, cioè i centri antiviolenza e gli sportelli e le case rifugio, che vivono e hanno vissuto e hanno garantito alla nostra regione un impianto di garanzia in questi anni, che vivono di fatto grazie al lavoro volontario e prezioso di tantissimi operatori e operatrici che supportano l'attività di questi soggetti e grazie a sempre meno e sempre troppo poche risorse nazionali e regionali che sono finalizzate a finanziare queste attività. Da sempre, diciamo, le strutture riconosciute dalla Regione del Veneto hanno acquisito questo status grazie al rispetto di alcuni parametri e requisiti definiti a livello nazionale. Ovviamente il fenomeno cambia, ovviamente le necessità delle donne mutano col mutare dei tempi, ovviamente questa è una battaglia che obbliga le istituzioni ad alzare sempre l'asticella dei requisiti e della qualità dei servizi erogati. Il fatto sta che dall'oggi al domani abbiamo accolto, come dire, la notizia che è intervenuta una modifica rilevante per quanto riguarda le possibilità che questi centri antiviolenza e case rifugio hanno di ottenere le risorse nazionali e regionali per garantire la loro funzione e che questi requisiti sono stati minimi richiesti, sono stati modificati attraverso un'intesa Stato-Regioni che è datata a settembre 2022. Questi requisiti rischiano di impattare moltissimo in maniera pesante nell'impianto, nelle strutture che riguardano in particolare la nostra regione, ma non solo per la verità. E quindi nel corso di questa conferenza stampa vogliamo, come dire, mettere in evidenza alcune questioni a cui accenno soltanto e poi lascio alle colleghe la possibilità di approfondire. Uno, come mai i contenuti di quell'intesa non sono stati oggetto di un percorso condiviso con il territorio e con le istituzioni regionali? 2. Come mai la Regione del Veneto nulla ha detto rispetto ai contenuti di quella intesa? Sappiamo quanto i presidi territoriali per la violenza contro le donne presentino specificità diverse, abbiano caratteristiche diverse. La Regione, dentro la conferenza Stato-Regioni, la Regione del Veneto aveva modo, tempo e possibilità per capire se e come quei criteri avrebbero impattato sulla nostra realtà territoriale. Invece ci risulta un silenzio assoluto della Regione in quella fase dell'intesa. E oggi che di fatto le decisioni sono state assunte, noi non abbiamo ancora capito che intenzioni ha la Regione del Veneto. Se la Regione del Veneto intende assumere quei requisiti in maniera uniforme e applicarli sul territorio della nostra regione, noi sappiamo che la stragrande maggioranza dei centri antiviolenza e delle case rifugio chiuderà. Cioè non avrà la possibilità di accedere ai requisiti minimi e quindi ai supporti economico e finanziari statali e regionali e dunque non sarà nelle condizioni di continuare a erogare il servizio. Se invece l'intenzione della Regione è quella di intervenire sui requisiti, vorremmo capire in che modo intende farlo, perché a noi risulta che l'intesa sia immodificabile.
Se dobbiamo immaginare percorsi di interpretazione discutibili, la richiesta di deroghe o proroghe, credo che non sia una modalità dignitosa per un comparto che si occupa di una questione così cruciale e di un servizio così indispensabile per le donne della nostra regione. Sono tantissimi i criteri di cui vorremmo accennare oggi nella nostra discussione, ce n'è uno in particolare che riteniamo particolarmente critico, ma poi la collega Luisetto li specificherà meglio. Noi vorremmo capire esattamente quali sono le intenzioni della Giunta, calcolando che questi nuovi criteri tra qualche mese saranno operativi a norma di legge. Cioè noi stiamo chiedendo alle strutture del territorio, case, rifugio e centri antiviolenza, di navigare a vista, di non sapere cosa sarà e quale sarà il loro futuro da qua ai prossimi mesi, se dovranno chiudere, se si dovranno immaginare soluzioni organizzative diverse, se ci si inventerà, se si estrarrà il coniglio dal cappello. Ecco, noi pensiamo, e poi lascio davvero la parola a Chiara Luisetto e poi alle altre colleghe, vorremmo capire, abbiamo bisogno di risposte certe che in questo momento, ad oggi, dall'assessore Lanzarini e dalla Giunta della Regione non ci sono ancora arrivate. Noi consideriamo che il patrimonio territoriale di queste strutture sia una ricchezza rispetto alla quale non si può fare a meno, ma la Regione del Veneto deve fare la sua parte, non può anche in questo caso fare finta di nulla. Mi fermo qua, lascio la parola a Chiara che entrerà un po' più nel dettaglio della questione e poi ovviamente alla vicepresidente Anna Maria Bigon e alla vicepresidente del Consiglio Francesca Zottis. Prego. Grazie Vanessa. La capogruppo ha spiegato, credo benissimo, qual è la cornice entro la quale ci stiamo muovendo. Ci si dice spesso e sempre che le battaglie per le donne sono battaglie di tutela e di promozione di tutta la società. Allora tenere alta l'attenzione su questa specifica questione rappresenta davvero una battaglia di tutela e di promozione dei diritti delle donne su tutto il nostro territorio, proprio per, come dire, il silenzio e l'attesa che ci preoccupano moltissimo. Partiamo da quella che è la legge 23 e quella che da sempre, dal 2013, insomma, ci chiarisce quali sono le finalità e gli interventi, gli strumenti a tutela delle donne, quindi dare il necessario supporto alle strutture di accoglienza e il rafforzamento della rete territoriale. Quindi siamo in una regione in cui il rafforzamento della rete territoriale diventa prioritario, è scritto in legge ed è un elemento dal quale non possiamo prescindere. Allora, come facciamo a rafforzare una rete territoriale se rischiamo di tornare indietro rispetto a quello che diceva la capogruppo? Ad oggi la fotografia che ci ha riportato la relazione rendiconto sulla DGR 592 del 22 e poi quello che ci dice la DGR 862 del 23, la fotografia del nostro territorio è di 26 centri antiviolenza, 38 sportelli e 28 case rifugio, tutti presidi fondamentali per le donne in ciascuna delle province, in ciascuno dei territori, in particolar modo periferici. Se guardiamo infatti la geografia di questi servizi, è una geografia variegata. In alcuni luoghi abbiamo magari una maggiore concentrazione nelle città, in altri si fa più fatica nei territori di periferia. Questo ci dice quanto ci sarebbe bisogno di aumentare le risorse, quanto ci sarebbe bisogno di aumentare l'attenzione verso questo tipo di servizi. Ovviamente alle case rifugio, ai centri antiviolenza si chiedono sforzi enormi spesso per agire in emergenza, per agire con pochissimo tempo a disposizione, in quanto sappiamo quanto sia fondamentale la tempestività quando ci sono situazioni di violenza, in particolar modo familiare. Abbiamo visto dai dati che sono situazioni per la maggior parte realizzatesi all'interno di contesti familiari. Quindi una fotografia di questo genere ci dice già molto su quello che dovremmo fare. Altra cosa che ci dice molto su quello che dovremmo fare sono i numeri. Rispetto al 2020, il dato del 2021 è in assoluta crescita. 3.450 sono le donne accolte nei centri antiviolenza in Veneto. Sappiamo che nel 2020 ci sono state tutte le limitazioni legate alla pandemia e le difficoltà di denunciare, ma sicuramente questo dato in crescita e quello a fianco, cioè quello delle accoglienze in casa rifugio con 187 donne e 185 figli
al seguito, quindi parliamo di 372 persone, anche questo in aumento dai 289 del 2020, sono dati che ci mostrano l'urgenza di interventi crescenti e di una rete sempre più capillare e sempre più sostenuta dalla Regione. I finanziamenti, e qua arriviamo a un tema. Aumentano i numeri, aumentano le esigenze, ma i soldi sono sempre gli stessi. La Regione Veneto mette 1 milione di euro e, da quanto ci è stato preannunciato, è la cifra che verrà messa anche per il prossimo anno, quindi non c'è intenzione di aumentare questo, fare uno sforzo in più. E i finanziamenti statali che vedete, 2 milioni 354 e 1 milione di euro. Questo è il contesto e vediamo quanto i finanziamenti statali impattano nella dimensione. Quindi non poter più accedere a finanziamenti statali diventa una condizione sine qua non sostanzialmente per sopravvivere. L'intesa di cui ci parlava la capogruppo Camani prima risale al settembre dello scorso anno, è stata poi pubblicata in Gazzetta Ufficiale a novembre, ma insomma è un'intesa che ha dei mesi, di fronte alla quale, come dire, non ci si scappa, è scritto nero su bianco ed è la cosa che più ci preoccupa, che chi non rispetterà tutti i requisiti di questa intesa rimarrà escluso, come ci dice la DGR 862 del 2023. Ma rimanere escluso che cosa vuol dire? Lo cito testualmente perché è molto importante. Le strutture saranno soggette a una rilevazione straordinaria al fine di verificare l'adeguamento richiesto dell'intesa, scaduto il termine transitorio in assenza di nuove determinazioni, il mancato rispetto e adeguamento ai requisiti, attenzione a tutti i requisiti di cui è l'intesa citata, comporteranno il non riconoscimento delle strutture e la cancellazione dagli elenchi regionali. Quindi ci stiamo dicendo che spariscono moltissime delle strutture della nostra regione se tutti i criteri che poi vediamo non verranno rispettati in maniera complessiva. I requisiti. Allora, ci sono requisiti, la nostra realtà veneta in termini di servizi, di accoglienza è variegata, ci sono requisiti che impattano su alcune delle strutture dei servizi, altri che impattano su tutte. Li cito, la registrazione a RUNS, che insomma è ormai diventata una condizione sine qua non per tutti, il registro unico degli enti terzo settore, l'esclusività prevalenza dell'accoglienza, del servizio di contrasto alla violenza sulle donne, l'esperienza di 5 anni consecutivi in attività e poi faccio un momento di attenzione, porto l'attenzione sulla garanzia di un call center H24. Quindi noi stiamo chiedendo a chi ci dà un servizio, quindi a case rifugio e centri antiviolenza, di avere un servizio H24 attivo. Questo non è possibile con le risorse che abbiamo visto prima e con le previsioni di risorse future, non è una condizione possibile che mette nelle condizioni chi ci dà questo servizio di continuare a svolgerlo ed è il motivo per cui noi riteniamo fondamentale tenere alta l'attenzione, capire che assolvere a tutti questi criteri insieme per ammissione stessa dell'assessore significa ridurre della metà le strutture e i servizi di accoglienza. Questo tipo di situazione è a nostro avviso fortemente pericolosa e inaccettabile. Il silenzio che da settembre in qua ci ha accompagnato e il fatto che entro marzo 2024 sia necessario adeguarsi implica la necessità, secondo le colleghe, secondo noi e secondo tutto il gruppo del Partito Democratico, di tenere alta l'attenzione e di non accontentarsi di risposte quali valuteremo cosa fare ragionando sull'interpretazione. Sappiamo che è un'intesa immodificabile, ci stiamo chiedendo come ne usciamo, come salvaguardiamo una rete territoriale che è stata ed è presidio di tutela di libertà e di garanzia per le donne di avere una speranza di uscire da situazioni difficili. Chiudo e lascio la parola alle colleghe, alla vicepresidente della Commissione, dicendo ci diciamo spesso quanto sia difficile denunciare. Le colleghe lo scorso anno mi sembra hanno presentato con la capogruppo una proposta e la previsione di un contributo di libertà per le donne per uscire dalle situazioni di violenza, ma se non investiamo e soprattutto se non siamo consapevoli della varietà territoriale del nostro tessuto di servizi e non diamo sostegno a questo, difficilmente potremo mantenere e potenziare
fare, perché abbiamo visto la necessità di potenziare questo tipo di sistema. Noi crediamo che sia fondamentale non solo mantenerlo, ma potenziarlo per dare modo alle donne di denunciare sempre di più e di liberarsi sempre di più dal giogo di una violenza che spesso arriva all'interno di una famiglia dove si è più fragili, dove si è più esposti. Grazie. Grazie alla collega capogruppo Vanessa Camani, alla collega Luisetto Chiara e grazie ai colleghi Andrea Zanoni e Jonathan Montanarello per essere qua con noi. Effettivamente penso, e anzi siamo l'unico gruppo maggioranza donne, per cui credo che questa è una battaglia che dobbiamo portare avanti e la portiamo avanti insieme ai colleghi. Perché? Perché da anni lavoriamo su questo. Guardate, noi siamo convinti che se un'amministrazione, se la regione crede in qualcosa deve anche investire, cosa che non ha fatto. Non l'ha fatto in questo servizio perché di fatto anche le leggi, le proposte di leggi che noi abbiamo depositato non sono state portate avanti. Noi abbiamo depositato il codice rosa ancora 3 anni fa, dove abbiamo detto, facciamo un percorso anche all'interno di quelle che sono le strutture ospedaliere, perché le persone e soprattutto il personale sanitario deve essere formato. Nel momento in cui una donna si rivolge a una struttura di pronto soccorso o di accoglienza di emergenza e in condizioni quantomeno chiare ed evidenti, deve essere accolta in certo modo, ma soprattutto quando questa persona nasconde quelli che sono gli elementi e le cause di queste tragedie. Allora, se abbiamo personale formato, abbiamo anche un accompagnamento nella donna e tutto un proseguo ulteriore e anche magari l'esplicitazione di cose che non vorrebbe mai dire. E se invece non abbiamo personale formato, difficilmente la donna si sente al sicuro e torna a casa e magari la situazione peggiora. Allora, nel momento in cui noi diamo dei dati, e li abbiamo visti anche in commissione, 26 centri antiviolenza, 38 sportelli, 28 case rifugio. Io credo che siano numeri per una regione di 5 milioni di abitanti bassi. Se rischiamo in più di dimezzarli col mancato investimento, a seguito anche di criteri che sono stati assegnati da questa normativa e che possiamo condividere, perché effettivamente chi è che non vorrebbe un servizio H24 ore? Ci mancherebbe altro. Ci deve essere un servizio. Ma nello stesso tempo la Regione deve dare tutte le risorse necessarie perché questo servizio ci sia, venga attivato e venga dato a favore delle donne. Noi qualche anno fa abbiamo presentato degli emendamenti, sono stati anche accolti, ad esempio relativamente al supporto psicologico. Allora, noi di mestiere, ognuno ha la propria professione, io di mestiere faccio l'avvocato, e nel vedere le donne che subiscono violenza, non avere la possibilità di avere nell'immediatezza un supporto psicologico che è fondamentale per un percorso, quantomeno una presa in carico di una persona, perché è importante l'aspetto giuridico, ma è importante è soprattutto ovviamente l'aspetto emotivo, il carico che abbiamo e che hanno, diventa difficile, appuntamenti dati dopo 1 mese, 2, 3 o a distanza l'uno dall'altro di giorni, di settimana, non è possibile. Emendamenti accolti, ma di fatto noi vediamo che l'importo non è stato aumentato. È sempre quel milione che la Regione dà. Allora, noi crediamo che la battaglia dobbiamo farla per aumentare le risorse, per aumentare i servizi, lo dobbiamo fare per le donne, ma lo dobbiamo fare soprattutto per una società che deve crescere culturalmente, psicologicamente, ma soprattutto di relazione di solidarietà. Grazie. Grazie, insomma lo estendo chiaramente anch'io ai colleghi che mi hanno preceduto, ai colleghi presenti, ma un grazie particolare insomma a chi rappresenta qui i servizi di cui stiamo parlando e chi ci sta ascoltando. Quello che ci ha in qualche modo messo soprattutto in allarme è, diciamo, il risultato a cui porterebbe l'intesa, ma anche che ormai sono 10 mesi, perché sono passati 10 mesi e non c'è chiaro quale sia il percorso per cercare di non cadere nella chiusura o comunque di metà dei centri e in qualche modo nel depotenziamento dei servizi in generale.
e dopo 10 mesi questo non crediamo sia assolutamente accettabile. Da una parte non è stato condiviso realmente un percorso reale per superare queste difficoltà, e dall'altra crediamo sia necessario anche un maggior coinvolgimento di chi in questi servizi opera. Forse cogliere questo errore che è stato fatto a settembre del 2022 potrebbe servire anche ad andare nella direzione di cui abbiamo sentito, che è quello del potenziamento, della valorizzazione, considerando anche altri dati. C'è un dato anche di diversità dell'utenza che ci viene davanti, c'è un dato di diversità e di particolarità, e tutti questi aspetti che richiederebbero un potenziamento delle professionalità, non ne sentiamo ad oggi un reale carico come priorità tra gli investimenti della Regione Veneto. Perché se sono state aumentate le risorse, sono state aumentate in qualche manovra di bilancio di 4-5 anni fa, quando c'erano state delle manifestazioni ulteriori dei centri, però poi sono state stabili. Ripeto, e la riflessione su quelle che sono le competenze, le professionalità, oltre ai numeri di presenza dei centri in generale, su quello che è l'aumento quindi anche del numero di operatori, deve essere assolutamente fatta, perché è un'urgenza. Vediamo l'aumento della violenza psicologica da una parte, che è diverso rispetto alla violenza fisica, ma è altrettanto violenza. Vediamo anche una diversità comunque, ripeto, di persone, pensiamo alle donne comunque con diversi livelli di cultura, ma anche le diverse culture che esistono nel nostro paese, nella nostra regione, che devono essere affrontate in modo diverso, e vediamo soprattutto quello che ci aspetteremo da questo percorso è anche una presa di consapevolezza maggiore. In parte ci hanno detto che stanno lavorando ad alcuni progetti, di tutto quello che è il tema di prevenzione, coinvolgendo i centri, perché è evidente che se le donne non comprendono o non sentono la vicinanza da una parte, ma in alcuni casi anche che certi atti sono di violenza, rischiamo poi di cadere in quello che vediamo poi nelle TV anche in questi giorni, che sono atti alla fine di omicidi o comunque di donne che finiscono in ospedale in situazioni assolutamente non accettabili. E è proprio per quello che continueremo nelle varie sedi a fare queste battaglie, prendendo i numeri solo per far capire quanta emergenza c'è nell'affrontare questa situazione e nel dire che non possiamo accettare quell'intesa, perché va a spersonalizzare in qualche modo e anche a depotenziare il tessuto attuale. Questo non significa, lo diceva all'inizio la capogruppo Camani, non andare sempre di più verso quello che è un percorso di formazione, verso quello che è un percorso di qualità e verso quello che è un percorso di professionalizzazione, ma tutto questo richiede assolutamente maggiori risorse, perché non possiamo chiedere questo a dei centri e pensare di in qualche modo comportarci verso di loro come se fosse puro volontariato. Grazie. Grazie alle colleghe. Se ci sono domande, richieste di intervento, se qualcuno vuole dire qualcosa, ovviamente il microfono è aperto a tutti. Chiudiamo molto rapidamente dicendo che ovviamente presenteremo manovre emendative per aumentare le risorse regionali. Per la verità lo facciamo ogni volta con scarso successo. Io penso che la Regione del Veneto, che delle volte millanta eccellenza in tantissimi settori noti e stranoti, potrebbe e dovrebbe fare qualcosina in più in un comparto, quello della violenza contro le donne, che oggi è un presidio fondamentale per il livello di democrazia delle nostre società. Mai come in questa regione noi vediamo una sorta di processo di delega delle istituzioni ai soggetti del territorio, alle organizzazioni, alle associazioni di volontariato, ai comuni. Dov'è lo Stato, cioè la regione, dentro quell'organizzazione che abbiamo visto? Può essere sufficiente dare pochi soldi ad alcuni soggetti sul territorio? O forse non sarebbe il tempo giusto perché le istituzioni assumono un protagonismo nuovo anche nell'individuazione di iniziative originali, specifiche, che la modernità ci richiede. Ecco, noi partendo dal grande punto di domanda rappresentato da questa intesa, dal silenzio colpevole dell'assessore Lanzarin, che in commissione, interrogato dalle colleghe, non è stato in grado di indicare la direzione rispetto a questa questione, noi oggi lanciamo due messaggi. Il primo: i presidi territoriali e i servizi territoriali a favore e a sostegno delle donne vittime di violenza non solo non si toccano, devono essere una priorità delle politiche pubbliche regionali. Vanno non solo non ridotti, ma addirittura aumentati. La seconda questione è
Questa regione deve ricominciare a fare programmazione. Vale per la violenza contro le donne, ma vale ormai in qualunque contesto. Se i soggetti e gli operatori e gli interlocutori di questo settore non sanno cosa sarà di loro tra 3 mesi, come si può pensare di programmare un'attività che dura un anno intero, che è fatta di persone che non è che hanno bisogno di un secondo di supporto che dura mesi. Qua senza programmazione noi non siamo in grado di dire tra 6 mesi cosa accadrà alle donne che già oggi stanno in quelle strutture o che ci arriveranno domani. Queste sono le due grandi questioni che noi lasciamo sul tavolo. Lascio ovviamente, se qualcuno vuole intervenire o volete fare delle domande, per ulteriori approfondimenti alle colleghe se vogliono aggiungere qualcosa. A posto? Va bene. Certo. Aspetta che... Buongiorno, sono Rita Giannetti, Presidente del Centro Antiviolenza Telefono Rosa, che fa parte del coordinamento IRIS che raggruppa 7 centri antiviolenza gestiti da associazioni di volontariato. Quindi, come già alcune consigliere hanno spiegato prima, molto del lavoro che noi facciamo si basa proprio sull'attività di volontariato delle donne e professioniste che collaborano all'interno dei centri antiviolenza. Io vi ringrazio per questa conferenza stampa, vi chiedo però una particolare attenzione, io credo che vada attivata una mobilitazione da parte di voi consigliere dell'opposizione, perché nei prossimi mesi queste scadenze ci arriveranno tra capo e collo. La nostra preoccupazione principale riguarda l'H24, perché l'H24 non è di per sé il problema specifico di rispondere H24, perché già questo viene fatto dal pronto soccorso, dalle forze dell'ordine, se veniamo chiamate in qualsiasi momento rispondiamo. Il problema sono le strutture di accoglienza, le case rifugio di primo livello, di secondo livello, l'opportunità di salvaguardare la donna che in quel momento si trova in pericolo per la propria vita, ma per la vita anche dei propri figli, perché un altro dato che qui non è emerso, ma negli ultimi 10-15 anni si è abbassato il livello di età anagrafica delle donne che chiedono un intervento ai centri antiviolenza, e l'abbassamento dell'età anagrafica delle donne vuol dire che queste donne hanno figli minori che assistono alle violenze che la madre subisce. Peraltro a volte anche subiscono loro stessi violenza. Quindi io credo che nei prossimi mesi, quindi vuol dire da agosto, settembre, ottobre, noi dobbiamo ricevere una risposta concreta dalla Regione, ma credo che la risposta debba venire soprattutto con una forte mobilitazione, perché noi dal nostro punto di vista cerchiamo di attivare tutto quello che è necessario per rimanere centri che presidiano il nostro territorio, ma dall'altro lato, se non abbiamo le risorse, considerate che nella programmazione 2023, quella di aprile, credo sia un DGR, hanno messo 14.000 euro per l'H24. Noi abbiamo fatto un po' di conti, vuol dire pagare personale, perché l'intesa richiede, e la Regione anche lo richiede, personale altamente specializzato, pronto a sostenere colloqui anche telefonici di tipo psicologico. Noi dovremmo pagare un'operatrice 2 euro l'ora. Quindi questo è anche un altro dato che a dir poco, mi dispiace usare questo termine, ma è veramente vergognoso. Allora, se ci viene chiesta un'alta specializzazione, l'alta specializzazione deve avere anche un riconoscimento finanziario.
In più l'H24 non ha quasi senso di esistere, perché c'è il 1522. Tutti noi centri antiviolenza, in particolare noi del coordinamento IRIS, riceviamo dalle 15-20 chiamate all'anno che arrivano dal 1522, che è un call center nazionale a cui la donna chiama. Il 1522 indica il centro antiviolenza più vicino in base al luogo di residenza della donna, oppure se la donna non vuole accedere a un centro antiviolenza della propria residenza, dà indicazioni per altri centri antiviolenza. Quindi già esiste questo. Il pronto soccorso, le donne possono rimanere diciamo in protezione all'interno del pronto soccorso per 72 ore, questo già avviene, sappiamo che avviene all'ospedale di Vicenza, di Belluno, all'ospedale di Treviso. Le forze dell'ordine a cui le donne si rivolgono nei casi di estrema emergenza attivano subito tutti gli strumenti che vanno attivati per mettere in protezione la donna, ci contattano, abbiamo tutto il tempo di lavorare anche in rete assieme. Non dimentichiamo che tutto questo lavoro viene fatto anche assieme, è una rete del territorio, quindi i servizi sociali dei comuni di residenza delle donne, oppure tavoli diciamo provinciali fatti all'interno dell'ULSS, che quindi raggruppa tutti quanti i comuni che fanno parte di quell'ULSS. Quindi c'è già una rete H24 che funziona. L'interpretazione che viene data dalla Regione Veneto è un'interpretazione restrittiva, perché nell'intesa Stato-Regioni si dice l'H24 in collaborazione col 1522, quindi cosa che già sta avvenendo tuttora. Allora, piuttosto che mettere 14.000 euro su un H24 che organizzata in questo modo non ha proprio nessun senso, utilizziamo questi 14.000 euro per rinforzare le strutture territoriali, per dare la possibilità di avere ulteriori case di accoglienza o case rifugio, anche perché se noi abbiamo una donna in emergenza e la casa rifugio, faccio l'esempio di Treviso, è già occupata, dove mettiamo la donna? In un bed and breakfast? Non è detto che in 2 o 3 ore si riesca a trovare il bed and breakfast che la ospita, sapendo che è una donna vittima di violenza che deve essere messa in protezione. La legge poi prevede che non debba essere messa in un bed and breakfast, ma deve essere messa in una casa rifugio ad indirizzo segreto. Quindi andremo anche in contrasto con quelle che sono quella che è, tra parentesi, la legge 5, la legge regionale. Perciò io penso che vada fatta veramente una forte pressione nei confronti della giunta regionale, ma va fatta anche una forte bisogna sensibilizzare anche l'intera cittadinanza su quello che sta avvenendo, perché quello che voi dicevate prima, il problema della chiusura dei centri è effettivo, perché noi per esempio come associazioni di volontariato abbiamo tutti gli altri requisiti, il RUNS, la prevalenza, ci manca, diciamo, in maniera specifica, come viene richiesto dalla Regione, l'H24. La Regione, peraltro, quando ha convocato ancora a febbraio i centri antiviolenza per spiegare, illustrare le caratteristiche della Regione, non ha dato nessuna possibilità di spazio, diciamo di discussione o di verifica. Ha detto: questa è l'intesa va applicata, avete tempo fino a marzo 2024. Questo è stato l'indicazione che ci è stata data dalla Regione, che avrebbe dovuto riconvocare i centri antiviolenza nel mese di maggio. Noi tuttora stiamo ancora aspettando un'eventuale altra convocazione per capire quali possono essere le modalità con cui la Regione Veneto decide di applicare l'intesa. Quindi vi chiediamo una particolare attenzione soprattutto nei prossimi mesi, perché altrimenti di sicuro noi non riusciremo per marzo 2024 ad attivare l'H24, quindi mancandoci quell'unico requisito rischiamo veramente di chiudere, anche perché insomma in base ai finanziamenti che riceviamo voi dovete pensare che anche quando paghiamo alcune professioniste
vengono pagate 15 euro nette l'ora. Parliamo di psicologi, psicoterapeute, parliamo di avvocate, parliamo di operatrici all'accoglienza, quindi capite bene che con le risorse che ci sono, parte del lavoro anche delle professioniste è lavoro di volontariato. Grazie. Sì, grazie. Noi devo dire che come... Vai. No, ma molto velocemente, nel senso noi come gruppo regionale fin dall'inizio della legislatura ci siamo molto concentrate sulle questioni di genere. Anna Maria citava la legge sul codice rosa, il contributo di libertà che ho presentato io, il bilancio di genere che ha presentato Francesca e molti altri provvedimenti. Ma perché abbiamo fatto questa scelta politica chiara? Non solo perché siamo tante donne nel gruppo, ma perché se ci pensiamo i temi che riguardano le donne, in particolar modo le vittime di violenza, sono temi di cui si parla soltanto il 25 novembre, in cui tutti si ricordano del dramma, ma dal 26 novembre al 24 novembre dell'anno dopo questi argomenti, e giustamente prima si diceva deve stare in cima al dibattito pubblico, ma non è così. Se ne parla il 25 di novembre o quando succede la disgrazia. E tutti allora a fare i discorsoni su come la piaga della violenza contro le donne sia un fenomeno drammatico. Ma da quei discorsi meravigliosi devono derivare delle azioni concrete ad un certo punto, sapendo che le necessità stanno cambiando, che quello che serve, era molto chiaro dall'intervento di prima, è un insieme di strumenti, una pluralità di strumenti, perché anche il contesto sociale è molto più complesso di quello che magari poteva essere 50 anni fa. Il punto è che noi non riusciremo a fare prevenzione, non riusciremo a salvare donne se non daremo loro la garanzia che una volta che denunciano sono in sicurezza. E se il nostro sistema è claudicante, se non ha strumenti variegati, se è messo in discussione da interventi come questi, non soltanto mettiamo in discussione il servizio territoriale, ma disincentiviamo le donne a denunciare. La garanzia che noi possiamo dare, il lavoro politico su cui noi vogliamo puntare è esattamente questo: fare in modo che le donne sappiano che se denunciano in questo territorio hanno una speranza di vita e di autonomia, altrimenti è una sfida fallita per tutti. A me piace ricordare che anche Andrea Zanoni e Jonathan Montanariello hanno sempre sostenuto queste nostre battaglie, non a caso sono qui oggi, e quindi l'idea che questa non è una battaglia delle donne sfortunate, perché di solito la violenza sulle donne è relegata a questi, ma deve essere una battaglia che dal punto di vista politico noi abbiamo sposato fin dall'inizio e che vorremmo oggi riconsegnare a quel dibattito pubblico. Il fatto che, e chiudo davvero, il silenzio della Regione rispetto agli impatti che questa intesa avrà sulla rete territoriale è lapalissiano ed è tanto significativo. Noi abbiamo chiesto in commissione all'assessore quali sono gli impatti, se hanno calcolato quante sono le strutture a rischio, più o meno, un più o meno. Noi abbiamo chiesto l'elenco dettagliato di quali sono le strutture, è tutto come dire un più o meno. Siccome dentro quel più o dentro quel meno passa la vita delle persone, noi non siamo disponibili ad accettare questa modalità di confronto. Quindi spero che anche la conferenza stampa di oggi e le iniziative che metteremo in campo da qua alle prossime settimane, perché il nostro impegno non si esaurisce qua, sia funzionale a fare in modo che la battaglia contro la violenza sulle donne diventi davvero una battaglia di tutte e davvero una battaglia rispetto alla quale abbiamo qualche strumento in più per affrontarla. Io mi fermo qua, mi risiedo e lascio a qualcuno se vuole. Sì, volevo ringraziare anch'io per questa attenzione che avete nei nostri riguardi. Non è così diffusa, diciamo. Quindi siamo molto contente che si riporti il pensiero e soprattutto l'azione rispetto ai nostri punti di grande difficoltà. A noi va bene anche l'articolo 1 perché siamo in regola in tutto, quindi siamo tranquilli da questo punto di vista. Sarebbe bene che fossero tutti in regola i centri antiviolenza e le case rifugio. Spesso ci sono anche delle cose che non condividiamo, insomma lo dobbiamo dire, no? Che non è così, anche se sono in mappatura, quindi c'è una contraddizione in termini. Se li metti in mappatura li devi riconoscere, se non sono in mappatura c'è un perché appunto c'erano degli strumenti che non andavano bene. Sappiamo qualche
qualche comune nelle nostre vicinanze che si avvale del comune di Napoli per dire non possono andare bene queste cose, no? Non c'è serietà né mettere in mappatura strutture di questo genere. Quindi in linea di massima, anche io faccio parte anch'io del coordinamento di cui parlava prima la collega, e anche noi siamo legate a dire, quindi anche l'opinione di dire questo no del grande centro antiviolenza, di mantenere l'articolo 1 così com'è per la serietà che incombe, che dovrebbe incombere sui centri antiviolenza. Dopo l'altro problema è un altro problema, no? Come si riconoscerà coloro che non hanno questa legittimazione, diciamo. Ecco, i due grandi problemi che noi vediamo, anzi tre, direi la mancanza di programmazione. Non si può programmare così, no, bisogna programmarlo, il lavoro bisogna vedere le economie, bisogna capire come le applichi, pagare da donne altre donne in maniera mediata ed esatta, perché io veramente sono in crisi da tanti anni di dover pagare altre donne e sfruttarle tra virgolette in questo modo, insomma non dovrebbe essere così, perché non va bene, sono professionisti e andrebbero rispettate per quello che hanno studiato e che hanno fatto nella vita. L'altro problema è tutta la parte di comunicazione nelle scuole, che quest'anno è stata vuota assolutamente. Prima potevamo avere questi voucher, che è un brutto nome perché ormai lo abbiamo eliminato, no? Anche dalle politiche. Però era una situazione legnosa, bisognava arrivare attraverso i telefoni, l'internet, eccetera. Però prima del Covid noi avevamo fatto 90 classi, per dire, dalle elementari alle superiori. Quest'anno ne abbiamo fatta una perché i genitori si sono consorziati a pagarci le professioniste, così no, insomma, così non si può, perché parliamo sempre di far cultura, ma cultura in questo modo non si fa. Ecco, anche noi ritroviamo che dai 18 ai 41 c'è un aumento notevole di donne. Quindi ci domandiamo se è già una scelta che parte sbagliata o se è un inquinarsi la relazione dopo poco che è costruita, anche perché c'è violenza di mezzo. Non è che ci siano separazioni, noi trattiamo la violenza, quindi è gravissima questa cosa. Ecco. E poi anche il rapporto di rete. Ecco, noi siamo fortunati che nel Bassanese abbiamo un grande rapporto di rete con i 23 comuni, facciamo delle iniziative marzo e novembre, non solo per... insomma, quando ci sono i femminicidi, ma manteniamo questo rapporto caldo perché questo costruisce, no? Ecco, noi teniamo la parte del momento della violenza, però dopo c'è anche una parte sociale che i comuni devono pure prendersi a carico, quindi è giusto che ci sia anche questa rete diffusa. Ci interessa molto il discorso della cultura. Ecco. L'economia del centro antiviolenza non deve essere solo fatto di stipendi, ma deve essere anche fatto di cultura, perché è importantissimo. Grazie comunque per la vostra collaborazione e speriamo che questa situazione si risolva, perché siamo contornate da altre persone che sono da altri centri che hanno grossi problemi in questi giorni, e questo ci dispiace perché non c'è quella omogeneità che ci permetterebbe di lavorare tutti insieme. Ecco, grazie.